solito la maggior parte degli italiani va in vacanza, quindi noi ci viviamo tutto l'anno. Più o meno abbiamo una popolazione che supera i 100.000 abitanti, quindi possiamo giocarcela tranquillamente con i centri più grossi dell'Italia. Martina News, Valentina News nasce per un motivo specifico, cioè quello di riuscire a creare una connessione tra le diverse città che finora sono divise dal punto di vista politico e geografico in 3 province diverse, Taranto, Bari e Brindisi. Noi abbiamo pensato, avendo questi centri, avendo come dire delle cose in comune, mancava uno strumento di narrazione che potesse unire. Valentina News appunto nasce per questo. Ovviamente una testata che il supplemento che si è più sviluppato è Martina News, perché Martina Franca ha 50.000 abitanti, perché ci sono più opportunità, più notizie, dobbiamo dire sinceramente, e quindi era più facile che venisse implementato. Nasce perché si è stancato il microfono. Nasce perché a un certo punto Martina Franca ha una grande tradizione giornalistica, c'erano 3 quotidiani locali più 2 free press, ma è sempre mancato fino a 2 anni fa una testata online con tutti i crismi come quelli che siamo abituati a conoscere. Nasce con un blog WordPress gratuito perché a un certo punto esce la notizia che il nostro rappresentante in consiglio regionale viene indagato per voto di scambio con la mafia. E la cosa che mi sono accorto che non c'era assolutamente questa notizia, non girava assolutamente sui social network, non c'era da nessuna parte, perché la notizia era soltanto cartacea, mentre era meglio che mancando una testata digitale questa notizia non poteva diventare virale. Nasce così un pomeriggio per scherzare, poi grazie all'incontro fortuito con alcuni collaboratori, tra cui anche Emanuele Copertino che in questo momento sta riprendendo, si è sviluppata. Non vorrei parlare dei numeri, vorrei parlare più che altro del rapporto che c'è tra questa esperienza di Martina News e Valentina News con il giornalismo, quello analogico. Una cosa che abbiamo notato in questi 2 anni, nonostante i buoni risultati a livello di visite e di sviluppo di comunità, è che ancora le testate online non sono considerate tanto autorevoli quanto invece le testate tipo la Gazzetta del Mezzogiorno, che è il quotidiano più letto dalle nostre parti. Una cosa interessante è che c'è questo paradosso, c'è una notizia che non la riporta Martina News, le persone su Facebook per esempio non ne parlano perché abbiamo una pagina fan che ha più di 4.000 fan, che è molto attiva, che curiamo come se fosse il nostro secondo sito in realtà, mentre chi decision maker, chi deve prendere decisioni considera molto più importante un articolo sulla Gazzetta del Mezzogiorno nonostante venga letto da 20 persone e non da un articolo su Martina News che può essere letto anche da 4.000 persone. Questa cosa è un po' frustrante sinceramente, anche perché l'impegno che noi ci mettiamo lo conosciamo, sappiamo che differenza c'è. L'altro tema, io non so se quei temi, ma sicuramente in 4 minuti non ce la faremo mai, dopo l'autorevolezza volevo accennare appena la questione dell'indipendenza, cioè il rapporto che c'è tra le testate online e la sostenibilità del modello economico. Sono dell'opinione, però un'opinione che ho maturato in questi 2 anni, che la pubblicità non può essere la risorsa ultima e definitiva per sostenere il giornalismo, perché per l'indipendenza bisogna mantenere questa distanza. Facendo il giornalismo locale, prima o poi bisognerà parlare del proprio cugino, del proprio amico, si dovrà parlare anche del proprio inserzionista, in questo momento se succede qualcosa di non positivo. Come si fa? Quindi la domanda che noi ci poniamo in un po' di tempo è qual è il rapporto tra l'indipendenza del giornalismo e invece la dipendenza economica da queste forme di sostentamento? Basta. Con la domanda chiudiamo l'intervento di Valentina News e